E adesso, gentili signore e signori, io chiamerei qui con noi per l'abito elegante le nostre ragazze, prego. Grazie per l'applauso spontaneo. Music! Con la numero 1 Elena Valle. Alice Sandri, 16 anni, con la passione per la pallavolo e la palestra. Maria Busellato.
Gasparon. La numero 8, Laura Massignani. Bene, quindi riaccogliamo nuovamente con un forte applauso e salutiamo le ragazze che adesso, giunti alla terza votazione, siamo giunti alla fine, per cui dobbiamo rivederle in bikini per le premiazioni delle 6 fasce che stasera verranno assegnate all'interno di Miss Cornedo. Grazie ragazze, bellissime, bravissime. Prego. Ringraziamo gli sponsor nazionali: Inco Benessere e Bellezza, prodotti per cosmesi, MSC Crociere, Epila Experience, epilazione con laser al diodo, Fomec di Castel Gomberto, azienda di stampaggio lamiere, Ilaria Melli Gioielli, Euro New Pack imballaggi, Atelier De Anna Biaggi, Design My Cover, cover personalizzate per cellulari, Profumi De Fenis e media partner il settimanale Ora. Ringraziamo anche l'organizzazione nazionale che è curata da Studio Immagine, agenzia di comunicazione di Tiene, e da Pacciamama Viaggi. Inoltre un ringraziamento particolare va come sempre a Umberto Dall'Alba, collaboratore commerciale nazionale di Miss Plumare, ma ringraziamo anche gli sponsor di Miss Cornedo 2016 che sono Vittoria Assicurazioni di Cornedo e Schio, Valleyland Web Radio, Le Point Calzature di Cornedo e Valigeria Agno di Valdagno, Emporium Fashion Store di Valdagno, Salone Parrucchieri Equip Vencato di Cornedo, Autonoleggi Andrea Turcato di Valdagno e media partner ancora il mensile Il Filo del Vicentino. Brevissima pausa e io vorrei con me Maria Rosa Zulpo e Marta Frizzo, vediamo se ce le abbiamo e vi spiego un po'. Eccola qua, Maria Rosa e Marta, bel applauso anche per loro. Do il microfono subito a Maria Rosa, che è consulente d'immagine, che ha aiutato le concorrenti dietro le quinte nella scelta dello stylist. Il consulente, che c'è? Si sono ammazzati. Il consulente d'immagine è quella figura professionale che fornisce un servizio dedicato al miglioramento dell'aspetto attraverso il modo di vestirsi, il modo di muoversi e anche di presentarsi. Quindi Maria Rosa ha curato questa cosa e devo dire che è molto professionale. Da quanto tempo questa attività, Maria Rosa? Guarda, ho frequentato dei corsi proprio specializzati a Milano l'anno scorso, quindi sono... Milano è un gran Milano. Milano è grande ed offre tantissime opportunità e a me piace, trovo affascinante, come caotica ma... Bella, Milano, guarda, io sono innamorato di Milano ancora dagli anni '80. Sì. Hai trovato difficoltà con le ragazze questa sera, Maria Rosa? No, anzi devo dire che mi sono divertita. Per me comunque questa professione è
è soprattutto una passione, quindi mi sono proprio divertita, mi piace, e quindi è stato bello. Un'altra bellezza è lei, che si chiama Marta Frizzo. Marta Frizzo ha trionfato nelle passerelle di mezza Italia, giudicandosi il podio di tanti concorsi di bellezza. Esce però da Miss Blue Mare, l'abbiamo conosciuta ancora giovanissima, ce la siamo portata appresso perché adesso ha il ruolo in molte tappe del Veneto di coreografa. Per cui Marta, intanto com'è andata questa sera con le ragazze? Buonasera a tutti. Questa sera spero le ragazze vi siano piaciute. Erano poche ma buone, si può dire così. Visto il tempo, questa sera è una serata bellissima. Loro hanno contribuito, mi sembra, sono state molto brave. Abbiamo cercato di prepararle il più possibile. Alcune erano alla loro prima esperienza, altre si vedeva magari erano un po' più preparate, però le ho osservate attentamente, quindi consiglierò qualcosina a qualcuna e alle altre farò veramente i complimenti perché mi sono piaciute e non hanno sbagliato niente. Attenzione Marta a dire poche ma buone, perché avrei usato un'altra cosa, poche ma belle, perché se ti sente il mio amico Spartaco di Roma, lui ti direbbe subito altro che buone e come buone. Vabbè, no, a parte gli scherzi. Che consigli puoi dare a queste ragazze, Marta? Fare tante passerelle, il primo allenamento, ovviamente si migliora solo mettendosi in gioco. Loro sono bravissime perché lo fanno con spontaneità, le vedo tranquille, si divertono soprattutto, fanno amicizia e comunque si preparano a casa, fanno le prove. Io so bene cosa stanno facendo, cosa fanno. Sì, è un bellissimo percorso che ovviamente porterà ad avere molta sicurezza in loro stesse, le porterà tra qualche anno a essere delle bravissime modelle. Speriamo. Allora, visto che vi abbiamo presentato, visto che siete due bellezze davvero, io vi farei fare la passerella, magari con un po' di musica se c'è, Luca. Prego ragazze, dai, fatevi un po' vedere perché magari da qua su non si riesce a notare la vostra bellezza mediterranea. Ci vediamo dopo, grazie Maria Rosa, grazie Marta, grazie. Adesso vedete che poi la storia va avanti, queste ragazze che magari sono state con noi a 16 anni adesso hanno qualcosa in più e che facciamo lavorare insieme a noi perché è giusto premiare magari coloro che ci mettono impegno, quelle più belle, quelle più simpatiche, quelle più solari, quelle più disponibili, quelle che ci mettono davvero pronto l'anima per questi concorsi. Adesso vorrei invece con me Diego Dalmaso, che è responsabile nazionale area partner. Prego Diego, prego se ci sei. E vorrei con me anche Corrado Bonzer di Valleyland Radio. Prego Corrado. Eccolo qua. Buonasera a tutti. Aspetta, vedo anche Luca Dalmaso e anche Umberto, quindi prego anche loro con noi. Intanto abbiamo memorizzato i nostri dati, li abbiamo dati in pasto al nostro cervellone e quindi siamo pronti, penso, anche per dare il giudizio finale, giudizio universale. Bene, io vi ringrazio intanto di essere qui questa sera per questa meravigliosa serata. Purtroppo abbiamo dovuto rinviarla, doveva essere ieri sera, però questa sera il tempo, qualcuno ha guardato in giù e guardate che meravigliosa serata. Io vorrei fare un applauso, ma un applauso lo vorrei fare a voi perché siete qui questa sera ad animare questa serata. Un grazie di cuore dallo studio immagine e da tutto lo staff di Miss Blue Mare. Due parole, io sono Diego Dalmaso, ho il mio compito in tutta la squadra di Miss Blue Mare, ognuno ha il suo compito. Io ho il piacere di seguire
tutte le selezioni che vengono fatte in Italia, non è che le facciamo direttamente Che noi. sporco lavoro e qualcuno deve pur farlo, eh? Purtroppo sì, Giampi. Noi abbiamo la fortuna di avere... Germano, altro che corniola. Noi abbiamo la fortuna di avere delle squadre sparse per l'Italia che coprono ormai 16 regioni. Siamo presenti in 16 regioni con delle selezioni di questo tipo, ormai siamo arrivati ormai a oltre 200 selezioni programmate per l'anno 2016. Io ho il piacere di collaborare con queste squadre e a settembre ovviamente tireremo le somme, ci sarà la finale regionale. Alla finale regionale accederà la prima classificata di ogni selezione che viene fatta in Veneto, perciò la prima classificata che si classificherà questa sera avrà la possibilità di poter accedere alla finale regionale che si terrà a settembre. Bene, io passo velocemente la parola, ci rischiamo a passare la parola a Corrado, ma certo. Aspetta un attimo, speriamo che si stia scaricando la batteria, vero Marco, Fabio? No dai, scherziamo. Allora, Corrado Pozzer, presidente di Valiland Radio, che è un nuovo progetto di radio web, quindi se ci vuoi parlare di Valiland. Beh, innanzitutto complimenti allo speaker del mattino di Valiland per questo signorino che stasera si è spapparazzato queste 8 belle ragazze tutti i giorni, dal martedì al venerdì potete ascoltarlo dalle 9 alle 11. Siamo una web radio nata da 1 anno e mezzo circa, quindi potete ascoltarci con l'app del vostro telefonino oppure sul sito internet. Il nome è Valiland. Non siamo in FM, quindi stiamo puntando al futuro. Il futuro della radio vuol dire anche il canale di internet e noi siamo lì. Al pomeriggio altro grande programma dalle 15 alle 18, Adelina Puttin insieme a Giampi Michelusi abbiamo portato a casa 2 speaker storici che lavorano nelle radio, che sono state quasi sempre in radio FM dagli anni 80 in poi. 76. Dal 76 questo signorino, e volevo anche fargli i complimenti perché stasera l'ho visto per la seconda volta, l'avevo già visto a Trissino, un grande conduttore e credo che lui veramente meriti l'applauso del pubblico. Grazie, troppo buono, troppo gentile. Per quanto riguarda noi, cosa vi posso dire? Vi posso dire che è un grande onore, ringrazio veramente Studio Immagine che ci ha regalato quest'anno la possibilità di essere noi media partner di questo bellissimo concorso. Lo conoscevo poco, adesso ogni sera porto a casa qualcosa di più e sono veramente orgoglioso di aver aderito a questo progetto. Saremo insieme per tutte le 10 serate della selezione del Veneto e chissà mai che poi arriviamo anche ad andare in crociera io e Giampi Michelusi e basta. Speriamo, chissà mai, può essere. Grazie veramente di esserci e un grande applauso a tutti quanti, sono felicissimo di essere con voi. Grazie Corrado. Lascerei la parola a Luca Dalmaso, direttore generale di Miss Blumare. Beh, intanto buonasera a tutti anche da parte mia. Io volevo dire, però sai, Corrado, mi sa che vuoi fregare il posto a Giampi. Mi sa di sì, perché ti vedo molto, ogni sera sempre più loquace. Complimenti. Grazie comunque per essere con noi. Corrado ci ha dato fiducia dopo anni che stiamo lavorando sul territorio, dal territorio ci siamo spostati sul nazionale. Posso dire con orgoglio che siamo l'unica agenzia che è titolare di un concorso di bellezza a livello nazionale, dove la chicca è la finale nazionale proprio, perché si fa a bordo di una nave da crociera. Quest'anno saremo su MSC Poesia, faremo una crociera di una settimana che toccherà i porti di Genova, Napoli, Messina. Navigheremo un giorno, arriveremo a Palma di Mallorca, Barcellona, nella notte di navigazione fra Barcellona e Marsiglia eleggeremo Miss Blumare 2016 e rientreremo a Genova. Ci saranno 2 imbarchi per il centro-nord su Genova e per il sud su Napoli. È una cosa che è nata così, è nata per scherzo 10 anni fa. Abbiamo messo insieme il sapere di un'agenzia di comunicazione che è lo Studio Immagine e un'agenzia di viaggi specializzati in crociere che è appunto Pachamama. Da qui stiamo cresciamo ogni anno, ma soprattutto per merito anche di questi sponsor che vedete qui a fianco di me, che ci hanno dato fiducia soprattutto nel locale, perché le risorse che noi riusciamo ad attingere nel locale li investiamo totalmente nel concorso nazionale. Perché? Perché vogliamo arrivare a essere il primo concorso di bellezza in Italia. Grazie a tutti.
e sicuramente io penso che ci arriveremo. C'è qualcuno che tenta di copiarci a livello nazionale, però non ci riescono. Umberto Dall'Alba, sviluppo commerciale nazionale del concorso. Grazie Giampi. Buonasera anche da parte mia. Io sono un consulente in ambito moda, spettacolo e musica. Avete avuto il piacere di sentire Niall, che è una mia scoperta. Io mi occupo appunto di sponsor e quest'anno ho portato The Phoenix, che è una ditta che produce un profumo da donna di alta gamma fatto in Francia e 2 vini Francia corta. Questi vini e questi profumi saranno protagonisti sia nelle finali regionali sia alla finale nazionale. In più ho portato Design My Cover, che è una ditta con sede a Bergamo che produce cover personalizzate di alta gamma e grazie all'accordo con questa ditta abbiamo avuto l'idea di fare la cover con il logo del concorso, che sarebbe questa. Questa viene regalata ad ogni vincitrice di tappa. E domani saremo a Venezia su MSC Magnifica e faremo la presentazione del concorso dove sarà appunto presentato l'accordo con 4 giornali nazionali. Ok. Bene, sì. Giornali nazionali alla quale dovrò scrivere io come responsabile dell'ufficio stampa. Direi grazie e adesso siamo giunti davvero alla fine. Grazie Corrado, grazie a tutti voi. Allora io direi, se sono pronte le ragazze. Quanti gradi ci sono adesso, signora? 12 gradi? Non ci credo. Allora, prego le ragazze ovviamente in bikini per la proclamazione finale delle 6 fasce. Let's go! Allora io ho la busta, eccola qua, me l'ha consegnata poco fa Luca, e allora andiamo alla 6ª classificata, fascia di Miss Estate 2016, Award Partner l'autonoleggio Turcato di Valdagno, dovrebbe premiare la nostra coreografa Marta Frizzo e c'è un ex equo. La fascia di Miss Estate 2016 va a Vittoria Stiffan e Laura Massignani. Volete fare la sfilata? Classificata, fascia Miss Beauty 2016 World Partner, il negozio di parrucchieri Equip Vencato di Cornedo, premiano le titolari signora Tiziana, Paola e Lorenza. Quindi la fascia di Miss Beauty 2016 va ad Alice Saggion. Tiziana, Paola, Lorenza, però insomma.
2016 World Partner Emporium Fashion Store di Valdagno dovrebbe premiare la signora Maria Rosa Zulbo, consulente d'immagine. Quarta classificata, fatemi controllare, c'è un ex equo anche qua, la fascia va quindi a Irina Sofiano e Maria Busellato. Terza classificata, fascia Miss Immagine 2016, Premier Partner i negozi Le Point di Corneto e Valigeria Agno di Valdagno, premia la titolare signora Cristina Caccaro, vince fra l'altro un gioiello offerto da Ottorino Pasetti di Valdagno e fascia di Miss Immagine 2016 Elena Valle. Delle passerelle, sistemazione maniacale della faccia. Prego cara. Classificata fascia Miss Valiland Web Radio 2016, Premier Partner la Web Radio Valiland, Media Partner dell'evento, premia Corrado Pozza il presidente, vince un gioiello offerto da Ottorino Pasetti di Valdagno. Fascia Miss Valiland Giulia Gasparon. Quindi fascia Miss Corneto 2016, Best Partner Vittoria Assicurazioni, agenzia di Corneto Vicentino e Schio, premia il titolare signor Giovanni Coronin assieme a un incaricato dell'amministrazione comunale, Cristian, penso c'è Luisa, vabbè c'è Luisa, perfetto, e vince una coroncina offerta da Ottorino Pasetti di Valdagno e un gioiello offerto da Ottorino Pasetti sempre di Valdagno. Alice Sandri. Bene Alice, bene, prego con la fascia. Giovanni Coronin, eccolo qua, e consigliere delegato per l'amministrazione comunale con la coroncina. Vai, prego.
Ringraziamo tutti voi per essere stati presenti fino alle 11:10, 11:15 all'incirca. Davvero grazie, è stato un piacere essere insieme con voi anche questa sera. Come diceva Corrado, se volete ascoltarvi ogni giorno dal martedì al venerdì 9:11, Baliland